Buongiorno a tutti, e intanto cominciamo subito con chiedere scusa a tutti voi. Questa puntata avrebbe dovuto andare in diretta alle 15 di lunedì 11 maggio e invece purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici legati alla trasmissione in diretta su Facebook, e quindi problemi tecnici ovviamente indipendenti dalla nostra volontà, e quindi purtroppo abbiamo dovuto saltare la diretta e cerchiamo di recuperare però con la registrazione di questo video e poi la possibilità per tutti voi di poterlo vedere andando sulla pagina Facebook del Comitato Regionale Fise Veneto. E quindi insomma sì, ci ha un po' alterato il programma della giornata questa difficoltà. Comunque adesso cerchiamo di recuperare e veniamo quindi a parlare subito dell'argomento programmato per quest'oggi, un argomento importante. Parleremo delle Olimpiadi di Londra 1948. Sono le prime dopo la seconda guerra mondiale e quindi hanno un significato decisamente particolare per la vita del mondo, non soltanto per la vita dello sport. In un certo senso potremmo quasi dire che le Olimpiadi di Londra sono la stessa cosa delle Olimpiadi di Berlino, ma al contrario. Esattamente tutti i temi in qualche modo portati dalle Olimpiadi di Berlino li ritroviamo a Londra nella loro versione opposta. Berlino era il gigantismo della follia nazista, l'annunciazione in qualche modo di quello che sarebbe successo di lì a poco, e quindi un gigantismo inquietante che insomma un po' spaventoso, un po' forse potremmo anche dire violento nella sua dimensione. Londra invece è il trionfo, il recupero, il ritorno ai valori della libertà, dell'uguaglianza, soprattutto quelli dell'uguaglianza e della, diciamo, democrazia in qualche senso. Le Olimpiadi di Londra sono in programma dal 29 luglio al 14 agosto del 1948 e il loro significato ovviamente è quello della riappacificazione, della speranza per il futuro, e il valore dell'incontrarsi e non del dividersi, e soprattutto, come detto, il simbolo dell'uguaglianza. Lo sport è probabilmente l'attività che più tra tutte unisce le persone, le mette insieme per fare in modo che tutti si confrontino sullo stesso piano, per poi dopo ovviamente far sì che vinca il migliore, ma il migliore sulla base di una uguaglianza di partenza. E tutte le uguaglianze, cioè tutti i valori dell'uguaglianza. Tra l'altro Londra è anche l'Olimpiade al termine della quale un'atleta cecoslovacca di nome Maria Provancikova rifiuta di ritornare in patria, quindi anche questo è un segnale, no? Cioè, Londra era la città che più di ogni altra il nazismo avrebbe voluto distruggere, annientare, il simbolo della libertà, il simbolo del pensiero liberale, e quindi ovviamente Hitler la vedeva come il fumo negli occhi, data anche la potenza bellica britannica e degli alleati ovviamente, ma comunque era veramente in Europa il simbolo contrario il miglior simbolo contrario al nazismo. Ma ovviamente al termine della guerra il nazismo viene stroncato, viene annientato, ma nasce un altro totalitarismo, e quello dell'Est, quello che si raccoglie, viene raccolto dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e nei paesi satelliti, e quindi appunto abbiamo già un primo caso di fuga da quel tipo di totalitarismo messo in atto proprio da questa ginnasta cecoslovacca Maria Provancikova, che al termine delle Olimpiadi decide di non ritornare in patria e chiede asilo politico per evitare il ritorno in patria.
Le Olimpiadi di Londra avrebbero dovuto essere disputate nel 1944. In realtà Berlino 36, abbiamo detto, poi l'inizio della seconda guerra mondiale, le Olimpiadi successive avrebbero dovuto essere quelle del 1940, però ovviamente sospese, cancellate, erano in programma inizialmente a Tokyo. Ma nel 1938 il Giappone comincia la guerra contro la Cina, la prima guerra tra Giappone e Cina, quindi vengono cancellate e spostate da Tokyo ad Helsinki in Finlandia nel 1940. Poi ovviamente anche il 1940 salta. Il quadriennio successivo, 1944, il 1944 sarebbe stato l'anno delle Olimpiadi di Londra, perso anche quello, siamo ovviamente nel culmine della seconda guerra mondiale, e quindi si va al 1948. Ma non era così sicuro che nel 1948 Londra avrebbe potuto ospitare questa edizione dei Giochi Olimpici. E nel 1945 colui il quale sarebbe poi divenuto l'anno successivo il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, cioè lo svedese Johannes Sigfrid Edström, in una riunione con i membri del CIO scrive queste parole introduttive alla relazione che dovrà fare, una relazione molto lunga, ma adesso vi leggo solo le prime parole, le parole introduttive, perché sono particolarmente significative per i valori che l'olimpismo deve trasmettere. Scrive dunque Edström: il mondo ha ricominciato a respirare più liberamente, ora che la guerra in Europa è finita. Siamo nel 45, in giugno, non è ancora stata sganciata la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, quindi la guerra è finita in Europa ma prosegue altrove. È naturalmente una catastrofe che centinaia di migliaia di vite siano state sacrificate, palazzi storici distrutti, monumenti unici spariti per sempre. Speriamo che attraverso un'unità di sforzi si possa riparare e ricostruire un mondo migliore. E lasciatemi sperare che in questo sforzo vitale il movimento olimpico possa avere un importante ruolo da svolgere a beneficio dell'umanità. Beneficio dell'umanità. Possa la fiamma olimpica una volta ancora ardere, aiutando le future generazioni a recuperare la voglia e la felicità di vivere e la volontà di lavorare duramente. Ecco, queste erano le righe iniziali di questo messaggio, ma particolarmente ricche di significato. Nel 1946 a Losanna i membri del Comitato Olimpico Internazionale annunciano le Olimpiadi di Londra nel 1948. Questo avviene nel febbraio del 1946, la bomba atomica viene sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945, quindi intercorre un lasso di tempo veramente molto breve tra il disastro, l'ecatombe di Hiroshima e Nagasaki e l'annuncio delle Olimpiadi di Londra 48. Questo proprio a significare la volontà di non perdere tempo, di recuperare al più presto possibile tutte le cose positive che lo sport avrebbe potuto portare al mondo intero. E però Londra non era in una situazione, Londra, la Gran Bretagna non erano in una situazione molto semplice. Nel 1945, se non vado errato, in luglio del 1945, Winston Churchill perde le elezioni, il partito conservatore perde le elezioni a favore del partito laburista, ed è una situazione anche abbastanza paradossale, se si vuole, visto che Churchill era stato l'eroe britannico della seconda guerra mondiale e aveva portato ovviamente alla vittoria, alla presenza della Gran Bretagna, delle forze alleate, insomma erano state ovviamente determinanti nella sconfitta del nazismo, però evidentemente all'interno del paese
le cose non erano viste tanto favorevolmente in ragione soprattutto di una crisi economica veramente forte, e quindi le elezioni non vanno bene per Churchill e per il partito dei conservatori, e il governo laburista inizia nel 1945 la sua vita politica, e in quel contesto ovviamente la priorità degli inglesi e del governo inglese non erano certo le Olimpiadi, erano piuttosto il ridare lavoro, ridare benessere, ridare valori sociali che permettessero alla società britannica di recuperare ciò che ovviamente la guerra anche aveva in gran parte compromesso. Tuttavia i giochi si fanno e, come detto, rappresentano un momento fondamentale per la ripresa della vita della società del mondo, non soltanto dell'Europa o della Gran Bretagna. Non sono giochi olimpici faraonici come quelli di Berlino, naturalmente, anzi sono così, diciamo, molto contenuti, anche se chi tra voi ha avuto modo di osservare quella meravigliosa fotografia che abbiamo pubblicato sulla pagina del sito del comitato, collegandola alla notizia di questo incontro, di questa riunione, di questo dibattito che stiamo facendo in questo momento. C'era questa meravigliosa fotografia dello stadio olimpico di Wembley che rappresenta proprio un trionfo di persone, di sport, una fotografia tra l'altro scattata proprio durante la gara di salto ostacoli, e quel Wembley che purtroppo non esiste nemmeno più perché è stato ricostruito. Quel Wembley antico aveva un fascino molto molto particolare con le sue 2 torri all'ingresso, insomma era uno stadio meraviglioso che oggi purtroppo non esiste più, ma che allora ha rappresentato veramente il simbolo dello sport, del grande sport. Il CIO naturalmente, proprio perché le Olimpiadi di Londra dovevano essere Olimpiadi inclusive, Olimpiadi che sottolineassero al massimo il valore dello stare insieme contro le violenze e contro le esclusioni, che erano in qualche modo l'emblema della follia nazista, no? Il razzismo, la violenza, il tenere la società divisa tra giusti e buoni, cattivi, presunti tali e quindi da escludere. Insomma, invece l'olimpismo parte dal presupposto che nessuno debba essere escluso e che tutti sulla base dello sport abbiano il diritto di confrontarsi con il prossimo. Quindi certamente, dato anche il grande valore simbolico di queste Olimpiadi, non si potevano fare esclusioni, e tuttavia la Germania viene esclusa, anche il Giappone viene escluso, ma diciamo si trova un sistema diplomaticamente furbo per arrivare ad escludere la Germania e il Giappone, perché tutti i paesi partecipanti alle Olimpiadi avrebbero dovuto farlo in ragione dell'esistenza di un comitato nazionale olimpico. La Germania è uscita dalla guerra distrutta, tutte le organizzazioni, tutte le istituzioni, la gerarchia di qualunque tipo di istituzione era stata ovviamente disastrata, e in più la Germania era diventata 2 Germanie, perché c'era la parte che andava sotto il controllo e l'egida della forza sovietica e l'altra parte invece che rimaneva nel controllo delle forze alleate occidentali. Quindi venivano a mancare i presupposti perché la Germania potesse essere convocata a partecipare ai giochi, anche ammesso che lo avesse potuto fare poi, perché ovviamente la Germania era in una situazione terribile a sua volta, e quindi la Germania e il Giappone non prendono parte a queste Olimpiadi. Anche l'Unione Sovietica però ne verrà esclusa. Anche qui il problema era quello di individuare un comitato olimpico nazionale che rappresentasse l'Unione. I vari comitati olimpici dei vari paesi riuniti nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
avevano insomma in qualche modo fatto un po' di difficoltà nell'organizzare la propria attività, e quindi alla fine il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Londra e il Comitato Olimpico Internazionale decidono che l'Unione Sovietica non avrebbe potuto partecipare, mancandole la rappresentatività istituzionale, e del resto la stessa Unione Sovietica a un certo punto dichiara che i vari atleti non avrebbero fatto in tempo ad ultimare una preparazione così, insomma, sufficiente per prendere parte ad un impegno come quello olimpico. E l'Olimpiade di Londra diciamo è non proprio una festa campagnola, perché sarebbe un po' ridicolo definirla tale, soprattutto vedendo poi quella meravigliosa immagine dello stadio di Wembley. Però Wembley era una zona ovviamente particolare. In realtà tutte le altre le varie discipline sportive, specialità sportive che si sono disputate all'esterno, fuori dallo stadio di Wembley, ovviamente non avevano un ambiente così eccezionale, così gigantesco come lo stadio londinese. È stata però un'Olimpiade che ha effettivamente riunito davvero tutti. Pensate che anche l'Italia, in fondo l'Italia era stata sconfitta, aveva tradito l'alleato tedesco, aveva avuto una storia insomma che è inutile raccontarla, tutti noi ben sappiamo. E infatti i giochi olimpici invernali di quell'anno, che avrebbero dovuto originariamente essere disputati e organizzati proprio in Italia, a Cortina, e infatti il Comitato Olimpico Internazionale toglie l'organizzazione dei giochi invernali a Cortina per darla a St. Moritz, proprio perché non veniva ritenuto opportuno che l'appuntamento olimpico invernale venisse svolto in un paese che era stato alleato della Germania nazista. Questo per quanto riguarda, diciamo così, il quadro generale di questa edizione dei Giochi Olimpici. Tra l'altro una bella curiosità, adesso veniamo a parlare dello sport equestre, ma tornando un attimo allo sport olimpico di Londra, è piacevole segnalare il fatto che in gara nei 400 metri in atletica c'era Ottavio Missoni, che poi conosciamo bene tutti la sua firma nel mondo della moda, e purtroppo era un atleta fortissimo, il quale però ha perduto molto della sua carriera sportiva proprio perché il culmine lui lo avrebbe raggiunto negli anni della guerra, e quindi niente da fare. Però ha fatto in tempo a partecipare all'Olimpiadi di Londra nei 400 metri piani. Veniamo ora a parlare dello sport equestre in particolare. Lo sport equestre si è disputato, le gare degli sport equestri si sono disputate negli ultimi 6 giorni del calendario olimpico di Londra 1948. Sapete bene che, come da tradizione, la gara di salto ostacoli chiudeva il programma olimpico prima della cerimonia di chiusura. La gara di salto ostacoli di Londra è, l'abbiamo già detto diverse volte nel corso delle puntate precedenti, ogni Olimpiade ha avuto una formula diversa per la gara di salto ostacoli, è sempre stato piuttosto così alternante l'utilizzo delle varie formule. A Londra è la più semplice e la più povera possibile: un percorso solo per determinare la classifica sia individuale sia a squadre. Comunque le aree su cui lo sport equestre di Londra si sviluppa le proprie gare sono lo stadio olimpico di Wembley, dove si disputa il salto ostacoli, ed è esattamente la foto che avete visto, si riferisce a quel momento, mentre il centro militare di Aldershot, a circa 60 km da Londra, è la zona dove invece si disputano le gare di completo e di dressage, quindi 60 km da Londra, insomma abbastanza fuori dalla città. Sono 17 le nazioni che prendono parte alle gare degli sport equestri, 44 individuali nel salto ostacoli per 14 nazioni, 14 squadre.
19 in dressage per 9 squadre, 45 in completo per 16 squadre. Il salto ostacoli vede il trionfo del Messico. Il Messico che si era già presentato in Europa quell'anno con grandi successi, anche a Piazza di Siena il Messico aveva vinto la Coppa delle Nazioni, e alle Olimpiadi di Londra il Messico vince sia la medaglia d'oro individuale sia la medaglia d'oro a squadre. Il vincitore della medaglia d'oro individuale è l'ufficiale Humberto Mariles Cortés, il quale stabilisce un nuovo record, eguaglia anzi il record di Ettore Caffaratti. Vi ricorderete quando abbiamo parlato delle Olimpiadi di Anversa del 1920, abbiamo detto di Ettore Caffaratti, vincitore di 3 medaglie olimpiche, la medaglia di bronzo a squadre nel salto ostacoli, la medaglia di bronzo individuale e argento a squadre nel completo. Invece Humberto Mariles in qualche modo migliora questo record. Sono sempre 3 le medaglie che vince l'ufficiale messicano, però l'oro individuale in salto ostacoli e individuale e a squadre in salto ostacoli, e la medaglia di bronzo a squadre in completo. Humberto Mariles è un personaggio che ha poi una storia molto particolare, forse qualcuno di voi ricorderà, l'abbiamo anche raccontata quando abbiamo fatto un incontro in comitato tempo fa, quest'inverno, però magari non tutti erano tra voi ora all'ascolto, erano presenti allora, quindi lo ricordiamo. Humberto Mariles era un ufficiale ovviamente dell'esercito messicano e era un cavaliere magnifico, rappresentava al meglio i migliori valori caprilliani dell'equitazione, tant'è vero che anzi Humberto Mariles era il simbolo di riferimento di George Morris prima di conoscere i fratelli Dinzeo, prima che il tecnico statunitense cavaliere allora conoscesse i fratelli Dinzeo. Mariles era il suo idolo e con lui aveva anche lavorato un certo periodo. Se non che succede che nel 1964, una sera a Città del Messico, Humberto Mariles stava tornando in macchina forse era tarda notte più che sera, stava tornando in macchina da una festa a cui aveva partecipato e a un certo punto viene affiancato ad un semaforo, mentre stava procedendo alla guida della sua macchina, viene affiancato da un'altra macchina che lo supera e che lo stringe e lo costringe a uscire di strada, insomma come se volessero causare un incidente stradale grave ai danni di Mariles, il quale però riesce in qualche modo a mantenere la propria autovettura, pur uscendo dalla carreggiata, riesce a ritornarci, insegue la macchina che lo aveva fatto uscire di strada, la raggiunge ad un semaforo rosso, si ferma affiancandosi a quest'altra macchina, scende dalla sua, apre lo sportello della macchina che lo aveva mandato fuori strada e spara al conducente uccidendolo. È una cosa un po' impressionante. Comunque uccide il conducente di questa autovettura. Naturalmente poi Humberto Mariles verrà incarcerato, si saprà, o meglio si supporrà, che questo incidente fosse in realtà un tentativo di farlo fuori, non si sa per quali ragioni, ma insomma siamo in Messico negli anni 60, la vita non era facile, e dopo 4 anni di prigione però Humberto Mariles viene scarcerato grazie all'intervento del Presidente della Repubblica, che tra l'altro era anche un suo amico personale. Viene scarcerato e viene inserito nei quadri diplomatici dello Stato del Messico. Però nel 1972 Mariles viene arrestato in Francia, a Parigi, per possesso di sostanze stupefacenti. Sembrerebbe che il suo ruolo di diplomatico gli avesse consentito
di trasportare in maniera più agevolata, diciamo, droga, e che quindi niente, viene arrestato e, e però questo nel 1972, però non arriverà nemmeno al processo, perché il 6 dicembre del 1972 verrà trovato morto in carcere e si pensa che in realtà sia stato assassinato da altri detenuti. Vabbè, questa era una storia un po' violenta, ma però abbastanza significativa, di un personaggio come appunto il vincitore della medaglia d'oro a squadra individuale del salto ostacoli di Londra 48. E la gara a squadre poi vedrà la Spagna in medaglia d'argento e la stessa Gran Bretagna medaglia di bronzo. Nella Gran Bretagna, nelle file della squadra britannica, c'è il grande Harry Llewellyn con il mitico cavallo Fox Hunter, che è uno dei simboli delle leggende del salto ostacoli britannico. Ci sono altre due storie particolari che riguardano il dressage e il completo di Londra 48, un po' strane, insomma, degli episodi, delle cose che diciamo curiose ma gravi anche per certi aspetti. Voi sapete, ricorderete che alle Olimpiadi non potevano partecipare i sottufficiali, ma solo gli ufficiali. Ebbene, la Svezia aveva un cavaliere fortissimo in dressage, tale Genal Persson, il quale però era un sottufficiale, e quindi lo Stato Maggiore, insomma, e le organizzazioni sportive svedesi ovviamente pensano bene di promuoverlo a tenente, al grado di tenente, prima dei Giochi Olimpici di Londra. E naturalmente Persson, così come era ampiamente previsto, vince la medaglia d'oro individuale e contribuisce in maniera determinante alla conquista della medaglia d'oro a squadra della Gran Bretagna. Quindi un trionfo svedese. Peccato che una volta rientrato in Svezia, non si capisce la dabbenaggine delle istituzioni governative, sportive e militari. Una volta rientrato in patria, in Svezia, Persson viene degradato e riportato allo stato di sottufficiale. Questa cosa ovviamente si viene a sapere, e la FEI e il CIO intervengono immediatamente e vengono tolte le medaglie d'oro a Persson, e naturalmente di conseguenza anche la Svezia perde la sua. È stata una leggerezza, probabilmente abbastanza incomprensibile, tuttavia fondamentale, perché è stato l'evento che ha portato il CIO a decidere che a partire dall'edizione successiva a quella di Londra 48 anche i sottufficiali avrebbero potuto partecipare alle competizioni olimpiche. Questa è una decisione importantissima, perché probabilmente anche negli altri sport, francamente non so dirlo, ma sicuramente sapete bene tutti che nel mondo dello sport equestre i sottufficiali avevano un ruolo importantissimo. Molti di loro erano dei cavalieri favolosi e molti di loro hanno perduto la possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici proprio semplicemente per questa ragione. Quindi è stata una decisione importantissima quella presa dal CIO, di cui lo sport equestre beneficerà molto. L'altra storia abbastanza incredibile è quella che è capitata nella gara proprio di completo, e anche che ha visto coinvolta anche l'Italia. La gara di completo, la gara di salto ostacoli del completo, poi torneremo a parlare della gara in sé, ma l'episodio è avvenuto durante la prova di salto ostacoli. Nel percorso della prova di salto ostacoli era previsto che tra due ostacoli, adesso non ricordo esattamente 7, 8 o 8 e 9, insomma, due ostacoli una dirittura leggermente spezzata, più o meno a metà strada, diciamo, tra questi due ostacoli,
c'era un vaso di fiori. Un vaso di fiori che rappresentava una parte del percorso, tant'è vero che il grafico indicava precisamente che i concorrenti avrebbero dovuto lasciare il vaso di fiori a sinistra, alla loro sinistra, quindi passando a destra. Questo veniva anche indicato chiaramente nel grafico del percorso, nella prescrizione. Fatto sta che, incredibilmente, poi questo grafico viene modificato. Ne viene data comunicazione in maniera probabilmente parziale, non verrà affisso, o forse viene affisso fuori dal campo prova, ma ovviamente tutti i concorrenti, avendo già visto il percorso, avendolo memorizzato, non hanno pensato di andare a verificare, non tutti quantomeno. E c'è stato anche un episodio così curioso nella squadra italiana che viene ricordato dal protagonista di questa vicenda, cioè Eugenio Montessoro, il quale in una lettera, che scriverà una lettera diversi anni più tardi ad un suo amico, racconterà che incrociando Fabio Mangilli a cavallo, Fabio Mangilli trottando in maniera così molto, molto rapida dice a Eugenio Montessoro: Eugenio, allora hai visto il grafico? Sottintendendo che c'era stata la modifica e che quindi voleva con quella domanda sincerarsi del fatto che Montessoro ne fosse consapevole, ma non esplicitandolo in maniera chiara. Montessoro dal canto suo era certo ovviamente di aver visto il grafico, ma non aveva però visto quello modificato, quindi risponde: sì, non ti preoccupare Fabio, tutto bene. Fatto sta che Eugenio Montessoro, che era senza errori a quel punto del percorso, passa tenendo il vaso alla sua sinistra. La modifica invece prevedeva che il vaso si dovesse tenere dalla parte opposta, e così Eugenio Montessoro viene eliminato. La cosa abbastanza tremenda a ripensarci è che se anche lui avesse finito il percorso con gli ostacoli che mancavano alla fine, e quindi i 4 ostacoli che mancavano alla fine, avesse commesso degli errori, comunque l'Italia sarebbe arrivata come minimo in 4ª posizione, probabilmente anche a podio se invece le cose fossero terminate nella maniera migliore per Montessoro. Quindi una beffa clamorosa che ha penalizzato non solo l'Italia, in quanto vi ricordo che i concorrenti per squadra, i binomi per squadra erano 3, quindi eliminandone uno veniva eliminata la squadra, l'Italia è stata di fatto eliminata, come anche altre 4 nazioni che hanno subito lo stesso torto. E nonostante, pensate, tutti i concorrenti partecipanti abbiano cercato di intercedere a favore degli eliminati presso la giuria, non c'è stato verso. E pensate che in giuria c'era anche Ranieri Di Campello, il presidente della FISE, non solo lui però, e quindi probabilmente le cose non sono andate per il meglio. Il tutto si è concretizzato in una nota di dispiacere ufficiale che il Consiglio, la riunione del Bureau della FEI di lì a qualche mese avrebbe inoltrato alle federazioni protagoniste di questo spiacevole episodio. Però rendetevi conto che frustrazione terribile veder sfumare un piazzamento alle Olimpiadi per un equivoco di questo genere. E quindi insomma questi sono i 3 episodi, diciamo i 3 aspetti particolari, insomma la storia di Umberto Mariles, la storia di Genal Persson e l'episodio che ha visto Eugenio Montessoro protagonista di questa vicenda purtroppo sfortunatissima. Comunque l'Italia si presenta a queste Olimpiadi in maniera difficile. Adesso qui bisognerebbe fare una lunga ricostruzione di quello che succede in Italia tra le Olimpiadi di Berlino e le Olimpiadi di Londra. L'Italia passa attraverso una situazione disastrosa, ovviamente, la guerra, l'8 settembre, insomma una tragedia. I reggimenti di cavalleria vengono completamente annullati, le scuole di Pinerolo e di Tor di Quinto, gli impianti sono distrutti,
Insomma, non esiste più niente dello sport equestre, cavalli morti, cavalieri morti, insomma, un disastro. La persona che consente allo sport equestre di arrivare ai Giochi Olimpici di Londra 48, o meglio, le persone che consentono all'Italia di arrivare ai Giochi Olimpici di Londra 48 in qualche modo sono due: Ranieri di Campello e Gerardo Conforti, entrambi tra l'altro presenti in gara in qualità di cavalieri ai Giochi Olimpici di Berlino del 36. Gerardo Conforti in salto ostacoli, Ranieri di Campello in completo. E Ranieri di Campello l'ho detto tantissime volte, l'ho scritto tantissime volte, non mi stancherò mai di dirlo e di ripeterlo all'infinito. Ranieri di Campello è una figura gigantesca nella storia, nella vita del nostro sport, proprio perché ha portato l'equitazione italiana dalla distruzione alla rinascita, ed è stato protagonista di una serie di atti, azioni, interventi, iniziative che hanno permesso all'Italia veramente la ripresa. Ranieri di Campello è stato poco prima dell'8 settembre 43, era stato incaricato da Alberto Buonacossa, che era stato praticamente messo a capo del Comitato Olimpico Nazionale italiano dopo che Benito Mussolini era stato costretto a dare le dimissioni ed era stato incarcerato sul Gran Sasso. Insomma, il governo era caduto, il re aveva dato a Badoglio l'incarico di primo ministro. Insomma, sapete, un momento difficilissimo della storia dell'Italia. Alberto Buonacossa azzera tutti i vertici delle federazioni sportive, prima avoca a sé tutti i poteri, poi invece comincia a destinare gli incarichi. La reggenza della Federazione Italiana Sport Equestri viene affidata a Ranieri di Campello, questo pochissimi giorni prima dell'8 settembre del 43. Poi ovviamente succede il disastro, quindi certamente in Italia non si parla di sport per un bel po' di tempo. Quando Ranieri di Campello riprende l'attività di dirigenza della FISE, si ritrova praticamente a disposizione una stanza con un armadio, un tavolo, poche sedie e nient'altro, perché tutti i documenti, i denari, i registri, le carte, gli atti, la parte amministrativa era stata trafugata dai dirigenti precedenti, che erano scappati, che erano andati, insomma, come peraltro molti italiani hanno fatto, hanno raggiunto la Repubblica, quella che poi sarebbe diventata la Repubblica Sociale, e quindi a Roma non c'era più nulla, e Ranieri di Campello ha dovuto cominciare a gestire la federazione così, dal niente. Quindi immaginatevi una difficoltà terrificante. Nel 44 questo. E la prima cosa che fa è assegnare l'incarico di gestire le sorti del salto ostacoli proprio a Gerardo Conforti, una persona che lui conosceva benissimo. Avevano condiviso l'esperienza olimpica a Berlino nel 1936, si stimavano reciprocamente, uomini di cavalli consapevoli, competenti, capaci, e quindi insomma e Gerardo Conforti comincia il suo lavoro con un gruppo di giovani cavalieri più un anziano, tra virgolette. L'anziano era Alessandro Bettoni, che nel frattempo era stato radiato dai ranghi dell'esercito repubblicano nel 46, dopo il referendum. Perché aveva conservato lo stendardo del reggimento Savoia Cavalleria, che lui aveva amato enormemente, con il quale aveva anche vissuto da comandante la famosa carica di Zbushensky in Russia, e aveva mandato lo stendardo, lo aveva inviato a Re Umberto in Portogallo, e questo non era stato, insomma, non era concepibile
dai vertici dello Stato repubblicano italiano, per cui Alessandro Bettoni, grande eroe, grande soldato, grande combattente, oltre che grande campione, in realtà viene degradato, viene radiato dai ranghi dell'esercito, quindi nel 1946 diventa un civile. Gerardo Conforti gli chiede di far parte del gruppo dei cavalieri che lo stesso Conforti stava preparando in vista dei Giochi Olimpici di Londra 48 appunto, e all'interno di questo gruppo molto significativamente c'è il giovanissimo Piero Dinzeo. Quindi in un certo senso l'equitazione italiana, il salto ostacoli italiano, riparte dalle Olimpiadi di Londra 48 nel momento in cui parte anche la grande carriera internazionale di Piero Dinzeo, insomma un parallelismo che insomma di qualche significato evidentemente. Comunque Gerardo Conforti prepara quello che può, i cavalli ovviamente sono quello che sono, alla fine la selezione che Conforti opera per partecipare ai Giochi Olimpici è risicatissima, perché la squadra, anche questa volta di 3 binomi, sarà composta da Alessandro Bettoni su Uranio, Piero Dinzeo su Briacone e lui stesso, lo stesso Gerardo Conforti su Furore. Sarà un disastro, perché tutti e 3 saranno eliminati, quindi l'Italia sarà eliminata, e una sconfitta bruciante, dolorosa, ma mitigata comunque dal fatto di esserci stati, di aver partecipato comunque all'Olimpiade che aveva tutti i significati di cui abbiamo detto poco fa, insomma. Quindi anche solo esserci aveva una sua importanza. Il completo, Ranieri di Campello affida le sorti della squadra a Dino Ferruzzi, a sua volta atleta in sella ai Giochi Olimpici di Berlino nel 1936, quindi compagno di squadra di Ranieri di Campello. Dino Ferruzzi quindi segue la preparazione dei cavalieri per la gara di completo, ma anche lì non è che ci siano grandi risorse. Pensate che lo stesso Ranieri di Campello affida a un certo punto a Fabio Mangilli l'incarico di reperire almeno qualche cavallo in grado di poter partecipare ai Giochi Olimpici per integrare il gruppo di quelli che già c'erano, in maniera tale poi da poter fare una selezione più o meno significativa, insomma. Fabio Mangilli si occupa della cosa, va in Francia presso la scuderia di un suo amico, un nobile italiano che risiedeva però a Parigi, e qui trova 2 cavalli. Uno lo acquista la federazione e si tratta della cavalla Regat, uno invece, questo amico di Fabio Mangilli, lo offre in prestito, diciamo, alla FISE, e si tratta di Tic Tac. Ebbene, questi 2 cavalli faranno parte della squadra insieme allo stesso guerriero da Capestrano di Fabio Mangilli, e avrebbero fatto una gara davvero eccellente. Come abbiamo detto, probabilmente il 4º posto era assolutamente verosimile, possibile. Fabio Mangilli farà una gara individuale estremamente positiva e concluderà all'8º posto della classifica. Raimondo Dinzeo è giovane ancora, non è ancora militare, non è ancora considerato un grande cavaliere, in quel momento era un poco più che un ragazzo, anche se aveva già fatto capire eloquentemente di che pasta fosse fatto, ma in quel momento subiva ancora così la schiacciante dimensione del fratello Piero, che invece era già osannato come uno dei più grandi campioni della scena internazionale. E Raimondo viene impiegato in completo, appunto, monterà Regat, la cavalla acquistata dalla FISE che aveva trovato Fabio Mangilli in Francia, e finirà al 30° posto individuale, ma facendo una buona gara. Il 30° posto è dovuto soprattutto al fatto che nel percorso di cross si mantiene su ritmi piuttosto
tranquilli, anche perché il percorso di cross di Londra è stato molto 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 criticato da tutti, perché il terreno del percorso di cross era pieno di sassi, pieno insomma, non era assolutamente stato preparato nella maniera migliore. Questo ovviamente rientra nella serie di problemi di cui abbiamo detto in apertura, e cioè una Gran Bretagna che sì, insomma, si è prestata ad organizzare queste Olimpiadi, però probabilmente senza riuscire a fare le cose come sarebbero state fatte in una situazione economica e sociale diciamo migliore, ecco, di quella in cui versava in quel momento la Gran Bretagna. Fatto sta che il percorso di cross è stato più complicato per via del terreno che non per gli ostacoli da saltare. Raimondo con Regat va tranquillo, in poche parole, quindi esce molto dal tempo, viene penalizzato per questo, ma comunque la sua gara è stata una gara molto positiva. Eugenio Montessoro su Tic Tac, l'altro cavallo dei due reperiti in Francia da Fabio Mangilli, avrebbe probabilmente chiuso nella parte alta della classifica se non ci fosse stato quel maledetto equivoco del vaso di fiori nella gara di salto ostacoli, e quindi probabilmente l'Italia avrebbe potuto ottenere un buon risultato. Di fatto non l'ha ottenuto perché c'è stata l'eliminazione anche per la squadra azzurra di completo. Quindi questo è quello che succede da un punto di vista sportivo alle Olimpiadi di Londra. Però ecco, la cosa veramente importante è il fatto che queste Olimpiadi ci siano state, perché soprattutto a così breve distanza dalla fine della seconda guerra mondiale, in un mondo che doveva assolutamente ripartire e doveva farlo nella maniera migliore possibile. Io torno a dire, e non mi stancherò mai di ripeterlo, come vi ho detto, che la figura dominante dello sport equestre italiano di questi anni e fino al 1959 è Ranieri di Campello. Ranieri di Campello è nato nel 1908, quindi in occasione dei Giochi Olimpici era un giovane uomo di 40 anni, eppure aveva già una visione da grande dirigente, aveva già una visione di uomo che sapeva che cosa bisognava fare e come andava fatto, in ragione della sua stessa natura di individuo. Di lui ricorderete un uomo di grande passione, un uomo di grandi sentimenti, un uomo di grande dedizione alle sue passioni. Tra l'altro lo ricorderete protagonista anche di un duello d'onore contro Tommaso Lequio per l'amore di una donna, quella che al tempo era la sua prima moglie. Poi Ranieri di Campello sposerà in seconde nozze Maria Sole Agnelli, ma anche quello è stato il segno di una passione, il segno di un orgoglio, il segno del rispetto del proprio onore, così come allora evidentemente veniva inteso. Ma poi da dirigente ci sono state tantissime cose che lui ha vissuto con la stessa passione, con lo stesso trasporto, con la stessa totale dedizione e amore per l'Italia, perché alla fine questo è stato soprattutto ciò che lo ha spinto nella sua carriera dirigenziale. Ve ne avevo già parlato in altri momenti, però ripeto, in chiusura di questa puntata sento veramente il dovere quasi di riparlarvene, perché ripeto, si tratta di una figura fondamentale del nostro sport, anche dello sport di oggi, perché se ieri non fossero successe determinate cose, oggi noi non ne vivremmo altre. Tra le tante cose insomma estremamente importanti di Ranieri di Campello, innanzitutto il fatto di aver trasportato l'equitazione italiana pensate, in un'Italia che passava dalla dittatura alla democrazia, dalla violenza alla libertà,
dalla gerarchizzazione militare alla libertà borghese, e quindi insomma anche questo è una cosa che ha un peso enorme. Pensate solo a cosa vuol dire tutto questo in termini di risorse, strumenti, organizzazione, amministrazione, problemi burocratici, problemi organizzativi. Una cosa gigantesca, soprattutto se non si hanno mezzi a disposizione, come la FISE in quegli anni non aveva. Nel 1946, quindi con un'Italia che era ancora praticamente appena uscita insomma dalla guerra, e con l'immagine di un paese che insomma non era proprio così di grande nobiltà in quel momento, no? Noi risultavamo come un alleato che aveva un paese che aveva tradito il proprio alleato, che si era dato al nemico, che aveva insomma in qualche modo un paese sconfitto fondamentalmente. Ma lui nel 1946, in un'occasione del Consiglio della FEI, della riunione del Bureau della FEI a Parigi, è l'uomo che di fronte a tutto il consesso, rappresentando l'Italia che abbiamo detto, chiede di poter riorganizzare il concorso internazionale di Piazza di Siena e il completo internazionale di Torino, consapevole del fatto che lo sport per ripartire non avrebbe potuto fare a meno delle grandi manifestazioni su cui ovviamente poi l'interesse di tutto il mondo si sarebbe coagulato. Era fondamentale che questo accadesse, lui ne era perfettamente consapevole, e però solo grazie al suo fascino, al suo carisma, alle sue capacità diplomatiche questo è stato ottenuto. Se pensate che insomma il mondo internazionale, prima di avere a che fare con Ranieri di Campello, si trovava ad avere a che fare con Achille Starace, insomma due personaggi insomma un po' diversi, diciamo. E nel 49 Ranieri di Campello, da presidente della federazione, prende un provvedimento difficilissimo, cioè blocca l'attività equestre internazionale italiana, perché in quel momento la situazione era talmente disastrosa, quindi siamo già dopo le Olimpiadi di Londra nel 49, ma come avete visto le Olimpiadi erano andate malissimo proprio perché la situazione era di grandissima povertà tecnica e agonistica in quel momento. Nel 49 Ranieri Campello decide che non si va in concorso all'estero fin tanto che la situazione non si ristabilisce in qualche modo. Anche questo è stato un provvedimento difficilissimo da prendere, ma lui l'ha preso. Così come sarebbe stato difficilissimo sostenere di fronte alla comunità internazionale che Germania e Giappone avrebbero dovuto rientrare quanto prima nella grande famiglia dello sport. Germania e Giappone, pensate, erano chiaramente i due criminali della comunità internazionale. Eppure Ranieri di Campello è stato il primo probabilmente a sostenere nella famiglia FEI, diciamo, che bisognava azzerare tutto quello che era accaduto e dar modo alla nuova Germania e al nuovo Giappone di ritornare al più presto all'interno della comunità per poter essere migliori, per potersi riconfrontare insieme a tutti gli altri sulla base delle stesse prerogative di partenza. E infatti questo è quanto sostiene Ranieri di Campello nel congresso della FEI del 1950, e nel 1951 Germania e Giappone ritorneranno all'interno della FEI, e quindi anche diciamo come soggetti attivi sia da un punto di vista di organizzazione di eventi sia da un punto di vista di partecipazione agli eventi. Ranieri di Campello è anche l'uomo dal quale è nata la storia del campionato d'Europa Juniores di salto ostacoli. Nel 1951 lui suggerisce, in occasione del congresso della FEI, suggerisce che in ogni Chio, quelli che oggi noi chiamiamo Xio, ci sono ancora oggi i Chio, cioè i Chio oggi sono concorsi ufficiali che riuniscono più specialità. Allora invece anche solo il salto ostacoli veniva chiamato Chio. Comunque lui propone che all'interno di ogni Chio disputato, organizzato nell'arco dell'anno, venga inserita almeno una gara
internazionale riservata agli juniores, ed è da lì che prende il via poi la storia del campionato d'Europa juniores di salto ostacoli. Ranieri Di Campello è anche l'uomo che, questo poi lo vedremo meglio nella prossima puntata quando parleremo delle Olimpiadi di Helsinki, irroga un pesantissimo provvedimento sanzionatorio a carico di Piero Dinzeo. Vedremo poi perché nella prossima puntata, ma Piero Dinzeo, il più grande, più forte cavaliere del mondo in quel momento, e quindi d'Italia evidentemente, ma Ranieri Di Campello, in conseguenza di un fatto di cui racconteremo poi, che racconteremo nella prossima puntata, nonostante poi tra l'altro fosse stato testimone di nozze di Piero Dinzeo, quindi con un rapporto anche personale molto particolare, però non ha guardato in faccia a nessuno e ha comminato una sanzione, vedrete, piuttosto pesante. E poi i Pratoni del Vivaro. Ranieri Di Campello è l'uomo che alla fine degli anni 50, quando Roma, quando si è stata data l'organizzazione dei Giochi Olimpici del 1960 a Roma, Ranieri Di Campello è l'uomo che provvede ad acquistare e a sistemare, con i contributi del CONI evidentemente, a sistemare, acquistare, allestire un centro fantastico ai Pratoni del Vivaro, quello che poi sarebbe diventato il Centro Equestre Federale, una storia meravigliosa di uno degli impianti più belli del mondo per la disciplina, per la specialità del completo, che poi ha avuto una storia piuttosto travagliata, giunta fino ai giorni nostri con l'interruzione di tutte le attività. Poi finalmente, adesso non stiamo parlando di storia, stiamo parlando di attualità, ma è proprio per questa ragione che l'ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro oggi è intitolato a Ranieri Di Campello, direi quanto mai opportunamente. Ecco, quindi questo insomma è il quadro generale della situazione. Come detto, l'Italia esce male dai Giochi Olimpici di Londra 48 da un punto di vista di risultato agonistico, esce molto bene per il fatto che da lì ricomincia un cammino di grande storia sportiva che arriverà poi ai trionfi dei Giochi Olimpici del 56 e del 1960 e del 1964 a Tokyo, tutti argomenti che ovviamente affronteremo nelle prossime puntate. Qui chiudiamo questa su Londra 48. Io chiedo ancora scusa a tutti coloro i quali si erano messi in ascolto in diretta oggi pomeriggio alle ore 15 e purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici di Facebook nella gestione delle dirette, non ci è stato possibile. Spero comunque che questo video possa essere seguito da chi ne ha interesse, e con questo vi saluto e l'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre alle 15, sempre in diretta Facebook, sperando che i problemi si risolvano. Se così non dovesse essere, ricorreremo comunque a questo sistema di registrazione. A tutti voi dunque grazie per avermi seguito e a tutti voi arrivederci, a presto.